Buonasera. Si dice che la civiltà di un paese si misuri sulla vivibilità delle loro carceri e le nostre purtroppo fanno semplicemente schifo. I detenuti sono quasi 68.000, mentre potrebbero contenerne al massimo 44.000. La maggior parte sono vecchi e fatiscenti, all'interno si vive nella promiscuità più disumana. Nei primi 6 mesi di quest'anno ci sono stati 34 suicidi e 532 tentati suicidi. Il nostro sistema carcerario mette a disposizione di ogni detenuto 3 metri quadrati, mentre l'Europa ci imporrebbe fossero 7,5 metri. Tutti i ministri della giustizia succedutisi in questi anni avevano annunciato il loro bravo piano carceri. Il penultimo, Alfano, aveva promesso per il 2012 17 nuovi penitenziari per 21.000 posti, nuovi posti. Ovviamente tutto questo è rimasto nel libro dei sogni. Se poi vediamo cosa sta avvenendo col nuovo carcere di Pordenone, viene da piangere. Politici di destra, di sinistra, di sotto, di sopra, di centro, da decenni stanno giocando con la vita di quei poveracci che sono obbligati a vivere in un carcere fatiscente come il vecchio Castello, adatto a contenere poco più di 40 detenuti, mentre normalmente ne ospita più del doppio. E in regione la situazione non cambia. Attualmente su un totale di 493 posti disponibili abbiamo 876 detenuti, un quarto dei quali tossicodipendenti, un vero inferno. L'unico politico che si batte da sempre contro le nostre carceri illegali e criminogene è Pannella. Periodicamente fa lo sciopero della fame e della sete per sensibilizzare i cittadini su questo drammatico problema, ma dopo qualche suo passaggio in qualche TG e qualche incontro col presidente Napolitano, tutto ritorna nel dimenticatoio. Pannella, per sfortire la popolazione carceraria, chiede un'amnistia, ma ne sono già state fatte 30 in 60 anni, risolvendo poco o nulla, incrementando però la convinzione che il crimine paga. Insomma, la sensazione è di trovarci in cul-de-sac. Ma invece non è così, la soluzione c'è, ad esempio depenalizzando i reati minori, quei reati che creano poco allarme sociale, abolendo quelle leggi populiste volute dal governo Berlusconi che hanno aumentato in modo vertiginoso la popolazione carceraria, come quello sulla clandestinità e i reati collegati, che produceva 10-15 mila nuovi detenuti l'anno e che una direttiva europea ha poi depenalizzato. Attualmente nelle nostre prigioni il 38% dei detenuti sono stranieri e quasi tutti extracomunitari. E poi c'è la legge ex Cirielli che ha introdotto tra l'altro nel nostro paese la cosiddetta regola americana che vieta la sospensione esecutiva della pena e accedere così alle pene alternative se il condannato ha già subito altre 2 condanne. Tutto ciò indipendentemente dai reati commessi. In pratica un condannato per uno stupro o una rapina a mano armata può godere della sospensione dell'arresto. Se invece una persona subisce una condanna per un furto di una mela in un supermercato, uno per guida senza patente e uno per aver venduto un CD taroccato, deve finire obbligatoriamente in prigione. Il terzo reato commesso, qualunque esso sia, porta necessariamente in galera. Una norma cieca, ottusa, che non fa differenza tra delitto e delitto, che non tiene conto della pericolosità sociale del soggetto. E poi la legge sulle droghe. La Fini Giovanardi, che è associata all'ex Cirielli, ha riempito le carceri di quasi 20.000 tossici tra consumatori e piccoli e anche qualcuno grande spacciatore. Mentre per l'abuso d'ufficio la pena è stata ridotta a 3 anni, con prescrizione assicurata per chi può permettersi dei buoni avvocati. Così siamo all'assurdo che per un furterello in un supermercato si rischiano 10 anni e un CD taroccato 5. Ci si ritrova così col paradosso per cui reati di poco conto ma che vengono presentati di grave allarme sociale mandano in galera i soliti poveri cristi, mentre se un politico, un pubblico ufficiale ruba milioni, se un ricco froda il fisco o falsifica bilanci non rischia nulla, mentre danneggia enormemente lo Stato impoverendolo, e lo vediamo in questi giorni. Grazie a questi mascalzoni il governo ha varato una manovra finanziaria di lacrime e sangue, per cui cancellare la ex Cirielli e altri tragicomici pacchetti sicurezza alleggerirebbe di molto la popolazione carceraria. Abbiamo 32.000 detenuti che non al carcere grazie a queste leggi stupide e demagogiche, mentre i ricchi e i potenti che si possono permettere schiere di avvocati, non venendo mai condannati definitivamente perché regolarmente prescritti, possono delinquere all'infinito.
E allora bisogna uscire dal populismo, della tolleranza zero verso i poveri cristi e perseguire e assecciare alle patrie galere i veri pericoli pubblici che sono i ladri di Stato, i corruttori, i grandi evasori, le mafie, le associazioni delinquere come la P3 e la P4 che hanno e stanno depredando e scarnificando il Paese. Solo così l'Italia ritornerà ad essere un Paese decente e civile. Arrivederci a mercoledì prossimo.